Sabuda. E anche qua ce ne sono. Qua ci sono 6 leve. Però, però sappiamo che quello è aspetta, che numero era? Quello che dovevamo trovare? Un 20? Era 22 più 7, 29. Io avevamo fatto 14 per arrivare a 29 e 15. Quindi il quinto è un 15. Questi che numeri sono? Ah, il quinto è un 15? Penso di sì. Controlla. Che numeri sono questi? Allora, vediamo un po'. Qua però sono a 6. Beh, certo, ragazzi, io non è che dobbiamo cercare, non è che mi ricordo tutti. Allora, 0, 1, 3, 0, 1. Vediamo un po' cosa ci dice. Intanto pianto alberi, se fa. No, non fa. Beh. Ce la fai? Lo sto cercando. Questa puntata, ragazzi, potrebbe essere tagliata in alcuni punti, quindi non offendetevi mai perché, cioè, la ricerca di queste cose del codice binario può essere lunga. Sì, pronto? Non riesco a trovare il codice, il primo. Ma prova a eliminare lo 0 da davanti di nuovo. Però sarebbero 2, 4, sempre 5 numeri. Beh, quello non è un problema, no? Ragazzi, stasera la punta mangia cinese, cioè. Siamo mica pensare le cose più a salvare gente. Beh, Piocco un giorno vi spiegherà cosa intende quando dice questo. Eh. Sempre se vuole, Ci mancherebbe altro. 2, 4, 6, 7. La cacao. Allora, com'è il primo? Vediamo. 1001. Vediamo, ragazzi. 1001 dovrebbe essere 1. 1. 1. Vabbè, 1 più? 2, 4, 6. No, vabbè, ragazzi, diciamo una cazzata, scusate. 1 più? No, stavo sbagliando. Ne ho contato uno in più. 2, 4, 6, 7. Mentre gli altri sono, questi sono 6, giusto? 2, 4, 6. Per cui dovrebbe essere 0, 1001. E non c'è. Mio padre, i figli miei, e lo Spirito Santo ti ama. Perché Cristo non lo trovo. Ragazzi, io mi sto incazzando. Non trovi quei numeri binari? No, non mi trovo. Come non è In possibile? internet non mi trovo, Sono mandato a caso proprio. Riattiviamo la normal mode perché altrimenti non si capisce niente. No, è impossibile comunque azzeccare una combinazione di 6. Ci serve per forza sapere quei numeri, Ale. Lo so. Ma scusa, scrivi 0, 1, 0, 0, 0, 1, binari. Dovrebbe dirlo. Dai. Ecco, non puoi trovare un elenco invece. Non c'è nell'elenco che ho trovato. E neanche eliminando lo 0 da davanti, scusa. No. Beh. Ma. Allora, e se io invece... Dammi il foglietto. Prova a dividere un numero per 3 verrebbe 0, 10, 0, 0, 1, giusto? 0, 10 equivale a 2, 0, 0, 1 equivale a 1. Poi mi viene 0, 0, 1, che equivale a 1, abbiamo detto. E poi l'altro 1, 1, 1, che è 7. Comunque io ho scoperto che attivare le leve, oltre che aprire le porte, leva anche il pezzo di lana da qua. E ci sono degli ingredienti per poter farle, per poter risolvere poi qua sotto. Qualora allungassimo troppo con questo enigma. Anzi, proprio facciamo una cosa, vediamo cosa c'è qua dietro. Probabilmente 21, 17, 23 dovrebbe venire. Mica ragazzi, ma che casino è? 23. Io sono qua che mi guardo i circuiti dietro la lana. 2, 3, 4, 61. Esce 61 con le combinazioni che abbiamo fatto prima. No, però abbiamo un 15. Esatto. Ma c'è una cosa nuova. Che cosa? Praticamente. Questo è quello, proviamo un po'. Nel senso che c'è una nuova leva. Ah, Quindi non sappiamo quanto possa essere. giusto. No, io stavo provando a guardare con i cosi di redstone. Perché sembrerebbe. Ecco, questi due li ho spenti, quindi va bene così. L'ho finita. No, Sei cazzo, sì. Aspetta, fammi vedere un pochettino. Bisogna spinere questo. Minchia, ragazzi, che figata. Cioè, veramente. Adesso sono qui che sto cazzeggiando e vi sto facendo vedere sti pezzettini di circuito. Veramente un genio quello che ha fatto la mappa. O meglio, sono veramente dei geni coloro che hanno fatto la mappa, qualora siano più di uno. Hai spaccato anche tu un pezzo, no? No. No. Questo andava qua. Comunque, non hai risolto? Ah, dovrebbe venirci fuori un 61. Allora Per facciamo cui- così. Avevamo un 8, Esatto. 4, 12. 4, sì, poi 2, 1, 15. Proviamo il 15. Eravamo a 12? Allora abbiamo fatto 12 più 15 che siamo a 27. Proviamo 27 per arrivare a 61, ce ne vuole un casino, quindi proviamo questo e infatti si è acceso. Questo qua è probabilmente è un numero probabilmente c'è un gioco di numeri stile sequenza di Fibonacci, dove praticamente aumentano sempre con cioè probabilmente prima
il numero che abbiamo scoperto era un po' più grande della metà. Capito? Sì. Il numero che abbiamo... Questo Questo dovrebbe è, essere un 34. è ancora un po' più grande della metà dell'altro, che è 61. Comunque dovremmo aver risolto, quindi possiamo prendere gli ingredienti di qui. Ci sono vetro. Sai cosa faccio? Verrucca. Io butto queste cose di cui non vi faccio niente. Queste sì. Crema di magma. Beh, ragazzi, contro il sole. Cos'è? Banco da lavoro, ah. Hai preso tutto? Sì. Dietro, ce n'era. Ok, no, vieni qua. Comunque ragazzi, scusate se questa... Adesso io chiuderei la puntata perché siamo rimasti ore, ma probabilmente quelle ore le ho tagliate perché è insostenibile tenere tutta quell'ora di calcoli per aver risolto la cosa, e quindi noi veniamo qua a fare quest'altro enigma. Metti qui la crafting table. Dov'è? Eccola qua. No, sì! C'è scritto qua. Bene. Adesso qui c'è scritto This is a painting. Dov'è? Ah. Io c'ho del vetro. Passami tutti gli ingredienti un attimo. Finiti? Sì. Vediamo un po'. Beh. Come si fanno le boccette di vetro? Boh. Controlli? Cerchiamo. Sì, controlla. Perché non siamo qui a fare le cose? Ah, pim pim pan. Urulamba ba ye ye. Barulu. Le boccette di vetro. Beh, voi le saltate? Allora, qua c'è scritto This is a painting. Poi crafting table va qua. Oh, non ci sono. Perché? Poi le avevo viste. L'alambicco. Non vedo un culo l'alambicco. Oh, non ci sono le torri. Come si chiamano? Il nome giusto lo conosci? Ma scrivi pozione vetro Minecraft. Cioè, come si chiama? Fiala di vetro. Probabilmente qua dobbiamo craftare qualche enchant. Servono 3 pezzi di vetro messi a triangolo con l'apice verso il basso. Un pochino. Ragazzi, io non ho mai usato una cosa del genere in vita mia. Un bello. Quindi non ho la più pallida idea di che cacchio bisogna fare. Non so neanche come si mettono le bottiglie. Tipo, una qua? No. Qua probabilmente va messo l'ingrediente. Beh, lasciamoci l'ingrediente. Lasciamolo fare. Tipo, no. Beh, bisogna riempire le boccette di acqua. Ah. L'hai appena scoperto? Sì. Bene. Poi devi mettere il nether wart, quella cosa marron. Aspetta. Ma stai leggendo l'int? L'int. Cioè stai leggendo il... Ah, perché praticamente con questa cosa dobbiamo creare una pozione di base che non ha effetti. Ok, Per stai farlo creando. bisogna fare questa cosa. Beh. Beh, dopo. Al bianco squilla il telefono mentre aspettiamo che faccia sta cosa. Ti ha dato qualcosa? No. Cioè sì. Ah, ecco. Una strana pozione. Nessun effetto. Esatto. E adesso devo fare quella con quella di magma? Sì. Vediamo cosa succede. Vediamo un po'. Vediamo cosa succede con la crema di magma. Scusate se non stiamo parlando troppissimo così, ma siamo un po' concentrati cercando di vedere che cacchio risolve questa cosa. Facciamo anche Strana pozione, nessun effetto. crema di magma Minecraft behavior. Craftare magma cream. Ah, ci serve praticamente dobbiamo fare la pozione di immunità al fuoco per poter passare poi nella lava. A me la va bene. Vediamo come si fa. E come si fanno le pozioni? Perché queste mi dice tutte nessun effetto. Ce l'hai ancora? Una mi dice ordinaria pozione e l'altro strana pozione. Craftare magma. Aspetta che forse l'ho trovato. Magma cream.
Il magma cream ce l'abbiamo. Ah, resistenza al fuoco, vediamo. Ah, ecco, una volta che hai il magma cream e che hai creato la pozione base, devi andare nel tavolo da lavoro e mettere la pozione base al centro e il magma cream in basso a destra. Vediamo. Ah, mi è venuto un tipo culo. La pozione base cos'è? Strana pozione? Eia, quella che ti ha fatto creare Ma prima. nella crafting table? Sì, Non succede niente. come ti benessi. Sei sicuro? Assolutamente sì. Solo una e uno? Non altro? Sì. Controlla meglio. Pozione di immunità al... No, aspetta. Hai altro vetro? Sì. Allora, prova a creare un'altra boccetta e anziché metterla nella lambito, riempila direttamente di acqua. Anche se mi sa che non si può fare, però. No, non serve a niente. Perché ci vuole proprio l'acqua. Cioè l'acqua. Perché praticamente per creare una bottiglia di acqua devi mettere la bottiglia nel craft e un coso di acqua. Ragazzi, è prurito all'occhio. Ma io l'ho presa l'acqua adesso, ce l'ho la bottiglia di acqua. Ce l'hai piena? Sì. Ecco, adesso devi andare nel craft table E e non... messe... Che strano. Questa benca di crema di magma, dove devo metterla? Devi metterla in basso a destra. Nell'angolino in basso a destra. Esatto. Io provo a mettere tutte le altre pozioni lì, ma non va. Che strano. Prova a passarmi le cose, magari si sei buggato tu. Uno di Gao. Il magma... Coso? Allora, vediamo un po'. Ragazzi, Vediamo, ragazzi. qua ci hanno colto impreparati, non abbiamo mai craftato nulla noi di pozioni. Oh no, Piocco. Sì, effettivamente non esce niente. Ordinaria pozione, nessun effetto. Dice. È così che si deve creare. Magari hanno cambiato qualcosa con l'ultima patch e noi non possiamo saperlo. Vabbè, allora facciamo una cosa. Intanto dovremo passare attraverso, no? Sì. Noi ragazzi troviamo un modo alternativo per passare. Qui allora stoppiamo la registrazione e riprendiamo una volta che siamo dall'altra parte perché veramente qui è troppo di... Anzi, facciamo una cosa. Leggiamo l'int, ok? Tu non ce l'hai? No. Ok, allora stoppo un attimo la registrazione e andiamo a leggere. Ragazzi, prima di andare a leggere l'int, ho riavviato subito la registrazione e ho pensato a una cosa. Ale, passami le 3 bottigliette di acqua, quella della pozione senza nessun effetto e un magma merda. 1, 2, 3, magma. Perché magari non vanno messe nella crafting table, ma magari bisogna mettere le 3 bottigliette qua e il magma qua. Prova. Perché qua nel sito mi dice nella craft. Prova a vedere. Ho pensato, ma magari funziona qui. Funziona? Boh, adesso bisogna vedere, sta facendo una pozione. Ah. Ne escono 3 pozioni, penso. Ah, mi hai dato le 3 diverse, mi hai dato. 3 diverse. Sì, infatti, mi hai dato 3 La- diverse pozioni. Cazzo, però abbiamo sprecato. Pozioni di resistenza Dovevi al- passarmi tutte le... non la bottiglia d'acqua e l'ordinaria, tutte le altre. Bottiglia di acqua. Ordinaria pozione. Strana pozione. Bottiglia di acqua. Solo ordinaria solo strana pozione mi serve. Queste qua Solo no. strana pozione. Coglioni questa. E anche un Strana magma. pozione, eccola qua. E un magma. Beh, ragazzi, diciamo che questo... Dov'è l'altra sito strana è un pozione? libero, Quale? E l'altra strana pozione? 3 devono essere. Ordinaria pozione. Strana pozione, eccola qua. Ci devo usare tutto su.
Beh. Ragazzi, mi è venuta l'illuminazione come ho spento. Stavo andando a leggere il lint. L'int l'ho letto e c'è scritto semplicemente. Basta. Ce l'abbiamo già. Una te la do a te. Nell'int c'è scritto semplicemente. Andare su. A cercare. Cioè, fare una pozione per immunità al fuoco. Cosa che già avevamo capito. O no, Piocco? Beh. E quindi ho semplicemente pensato. Ma scusa, ma non è che bisogna mettere quelle. Abbiamo fatto così. Beviamo. Immunità al Si beve fuoco. come il tasto quello per mangiare? Sì, e andiamo. Minchia. Beh. Ok. Sali. Beh ragazzi, io direi che qua possiamo interrompere la registrazione e andiamo alla prossima puntata. Bella. Ragazzi.